Ciao a tutti, sono Luca, volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Questa volta vi porto alla scoperta della Borgogna, storica regione della Francia. Il viaggio inizia dall'affascinante Digione, capitale del Ducato di Borgogna. La città visse la sua epoca d'oro sotto la guida di Filippo l'Ardito, Giovanni senza paura e Filippo il Buono. Durante i loro regni, a Digione vennero invitati pittori, scultori, architetti che trasformarono la città in uno dei maggiori centri dell'arte europea. Non lontano da Digione si trova la cittadina di Beaune. Fiore all'occhiello del suo centro storico è il magnifico Hôtel Dieu, ospizio di carità di epoca medievale tra i più belli di tutta la Francia. Ci spostiamo nella pittoresca cittadina di Semur-en-Auxois. La città, stretta su uno sperone roccioso, è lambita dal fiume Armançon. La Borgogna è anche la culla dell'ordine cistercense. L'abbazia di Fontenay consente di farsi un'idea dell'ambiente austero in cui i monaci cistercensi trascorrevano la propria esistenza, dediti alla preghiera e al lavoro. L'abbazia è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Tappa successiva è la città di Autun, uno dei centri più importanti della Gallia romana. La città conserva anche un'imponente cattedrale medievale dedicata a Saint-Lazare. Il viaggio continua a Vézelay. Il villaggio, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, è famoso soprattutto per la Basilica Sainte-Madeleine, capolavoro dell'arte medievale. Da questo villaggio ha inizio uno dei principali itinerari di pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Il viaggio si conclude a Cluny, dove ancora oggi si possono ammirare le rovine di un'antica abbazia medievale.
Il viaggio nella storica regione della Borgogna finisce qui. Un saluto da Luca e al prossimo viaggio.